Allora, buonasera a tutti. Eccoci al quarto appuntamento dei paesaggi identitari di questo anno, che ha come tema paesaggi limite dal mare alle Alpi. La scorsa volta, che era il terzo appuntamento, abbiamo affrontato il tema dei valzer alle alte quote. Rimaniamo anche questa volta in montagna su un tema comunque complesso e che ha, penso, grandi limitazioni. Il ruolo dell'orto nell'economia domestica delle popolazioni alpine è il titolo di questa conferenza che tiene la dottoressa Fiorenza Cut, laureata in lettere, si occupa di ricerca etnoantropologica in Valle d'Aosta, raccogliendo materiale proveniente dalla memoria orale con particolare interesse per i metodi di cura della tradizione. Quindi una persona molto esperta che ci può dire quali possono essere le caratteristiche di queste aree orticole che penso che abbiano delle grandi difficoltà, già a cominciare dalla quantità di terra disponibile, il tipo di terreno e poi la temperatura e la presenza della neve, oppure forse adesso un po' meno di prima, ma comunque insomma la cosa migliore è ascoltare lei, quindi le passo subito la parola. Prego, dottoressa. Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito a parlare di orticoltura, in particolare di montagna, perché come ha sottolineato lei, ci sono tanti limiti, tante situazioni limiti, proprio per la quota e anche per il tipo di coltivazione. La montagna, dove nulla è scontato, ha affascinato i primi coraggiosi scalatori a partire dalla fine del 1700, che ce l'hanno fatta conoscere creando anche il fascino della conquista e raccontandoci la possanza della montagna. La montagna non perdona. Se si commettono degli errori salendo a quote alte, sfidando le vette, la montagna può essere anche pericolosa. Io parlerò di una montagna, di una zona, della zona che si coltiva, perciò possiamo avere sicuramente dei fatti che possono ridurre le nostre possibilità di operare, ma non a livelli così importanti come chi sfida le vette. Le zone coltive in Valle d'Aosta, che è una regione prevalentemente montana, si dividono nella pianura della Valle Centrale, che è solcata dalla Dora Baltea, nella media montagna che va dai 600 fino ai 1500-2000 metri e nell'alta montagna dove oggi troviamo gli alpeggi e poi salendo ancora le cime che rimangono innevate prima tutto l'anno, ora per una parte dell'anno. Perché aumentando la temperatura non abbiamo più, i ghiacciai stanno praticamente regredendo e perciò non abbiamo più lo stesso aspetto della montagna, le cime innevate, insomma. Nelle aree di media e di alta montagna le temperature sono più basse a causa della quota e di conseguenza il periodo coltivo è un periodo che è più breve e anche limitato per la tipologia di semina. Nella memoria orale di tutti coloro che vivono in montagna, e sottolineo non confini turistici e vacanzieri, la coltivazione degli ortaggi è una pratica conosciuta quasi da ogni singola famiglia, come qualcosa di innato ma anche di fondamentale per la sussistenza della famiglia stessa e si basava sullo scambio di semi e di trapianti, necessari per avere sempre una buona produzione orticola. Attualmente l'autoproduzione di semi è quasi scomparsa perché non c'è nessun problema a reperirne di qualsiasi tipo
in ogni negozio di agraria, mentre nel passato era una pratica fondamentale e necessaria. Questa foto mette in evidenza una cosa interessante che oggigiorno praticamente quasi più nessuno fa, la semina diretta nell'orto. Si usano tanto i trapianti, perciò si comprano i piantini di pori, invece qui si vedono ancora i pori seminati e poi venivano un po' tolti nell'aiuola, venivano tolti un po' per lasciare spazio e farli crescere meglio, perciò quelli tolti venivano poi trapiantati, ma in genere i pori, questa è la modalità che si usavano qui in montagna di seminare. Oggi invece vediamo proprio il trapianto, come qui si vedono le insalate messe a dimora nell'aiuola. Perciò stiamo un po' cambiando. Nei paesi della valle in passato tutte le famiglie possedevano e coltivavano un orto nei pressi dell'abitazione, era fondamentale avere uno spazio coltivo ed è interessante constatare oggigiorno come ai margini della città di Aosta, capoluogo della valle, nello spazio dove finiscono i condomini, iniziano gli orti familiari, fatti di piccoli appezzamenti assegnati dal comune ed ogni singolo orto spesso ha una pergola con la vite o comunque un rampicante per creare uno spazio fresco per riposare, per ripararsi dal sole e lasciare gli attrezzi necessari alla coltivazione dello spazio di terreno che viene assegnato. Questi progetti cittadini, qui vediamo nella foto a sinistra, ehm, questi progetti cittadini sono utili anche per riqualificare zone abbandonate e incolte a ridosso della città. Poi devo anche dire che per gli anziani o per i pensionati questa è un'ottima alternativa al bar perché permette di restare attivi, di socializzare, di stare all'aria aperta, soprattutto al sole, di poter usufruire dei frutti di questo lavoro che dura dalla primavera fino all'autunno. E qui vediamo quest'orto alle spalle dei condomini e anche le persone che lo frequentano, come tutto è. Perciò riprendiamo. Ora eravamo in quella diapositiva che si vedevano praticamente si vedevano le case con gli orti vicino ai condomini, ehm, proprio quegli appezzamenti che stavo dicendo che sono affittati dal comune per incentivare anche a tenere soprattutto degli spazi ordinati e puliti, nelle vicinanze della città. E invece nei borghi, nella stessa diapositiva, la cosa interessante è che c'era proprio una diapositiva che io ho fatto in un borgo dove ci sono i terrazzamenti dietro le case. Nei borghi dove le abitazioni si aprono sulla via principale che li attraversa, la parte coltivata sta alle spalle delle case e a mo' di terrazzi si recupera lo spazio rubandolo un po' alla viva roccia, alla montagna. Nei villaggi invece dove le case sono vicine tra loro, abbiamo anche, si sviluppano in piccoli appizzamenti gli orti e sono anche maggiormente protetti dalle intemperie e riparati dal freddo, perché tra una casa e l'altra c'è sempre un po' di protezione, o ci sono dei muri, o ci sono degli steccati, o ci sono delle piccole pergole. Gli appezzamenti invece più grandi, di orti più grandi, li troviamo diciamo, ai margini del villaggio e a volte in aperta campagna, ma gli orti vengono quasi sempre recintati perché abbiamo problemi, che bisogna evitare i danni che vengono provocati dagli animali liberi, quali cervi, cinghiali e caprioli. Nella nostra tradizione, nella tradizione popolare, erano quasi sempre le donne e i bambini ad occuparsi dell'orto.
e dalla primavera fino all'autunno ehm, si coltivava e poi con la semina in piena estate si raccoglieva e a partire dai mesi di settembre e di ottobre il necessario per conservare e utilizzare nel corso del lungo inverno alpino, che fino all'inizio della primavera, quando nello spazio adibito ad orto si raccoglievano le erbe spontanee e dopo si zappettava per la nuova coltivazione e il ciclo iniziava nuovamente. Allora, la cosa interessante è che in primavera, prima di arare o di vangare o di zappettare secondo la tipologia di coltivazione che uno sceglie, si raccolgono molte erbe spontanee. Per esempio c'è il lamio, c'è il papavero, c'è la viola tricolor, c'è la galinsoga. Ci sono molte piante che vengono raccolte e vengono utilizzate per cucinare minestroni o erbe stufate, cose di questo tipo. Perciò prima di iniziare la coltivazione c'è comunque sempre una capacità di raccogliere e di recuperare tutto quanto. La profonda conoscenza del mondo contadino permetteva proprio di usufruire di tutto ciò che la natura offriva. Perciò poi nell'orto, quando c'era la coltivazione, si raccoglievano cavoli, porri, finocchi, vari tipi di insalate, patate, cipolle, aglio, carote da riporre in cantina per la conservazione dell'inverno. Sotto l'abitazione, in genere ogni abitazione rurale aveva questa tipologia, aveva almeno 3 cantine. C'era la cantina più asciutta, che era per la conservazione degli ortaggi, una più piccina che stava tra questa più asciutta, dove c'erano dei ripiani per i contenitori, e poi ce n'era una terza grande, che era quella più umida, dove si vinificava. E io parlo naturalmente di una zona di Valle Centrale, di Bassa Valle, di Valle Centrale, e non di montagna. E sotto, di conseguenza, in queste cantine poi si conservavano gli ortaggi. Per le patate si scavava nella cantina più asciutta della casa la borna di trafolle, detto in patois, vale a dire una buca in terra e la si foderava tutta di paglia, si mettevano le patate e dopo si copriva con un coperchio in legno in modo da poter anche passare sopra senza cadere dentro questa buca. E questa borna di trafolle permetteva la conservazione delle patate fino alla primavera senza che queste germogliassero. Invece le carote venivano messe in un secchio ad oglie di legno, lo sillon, chiamato lo sillon in patois, con della sabbia fine e ben asciutta e si conservavano fresche per alcuni mesi anche queste. Le cipolle e l'aglio si intrecciavano e si appendevano al soffitto della cantina e i cavoli, i porri, i finocchi, i sedani e le insalate erano piantate in piena terra, tutte una accanto all'altra. E qui avevo delle belle immagini di una casa che adesso è diventato un museo etnografico, è Maison Will ad Entraux, in Alta Valle. Entraux era il paese dove veniva in vacanza Giovanni Paolo II. E questa casa è una casa rurale di una grande famiglia, le famiglie patriarcali dell'Ottocento, ed è stata recuperata e diventato luogo di visita per capire come si viveva in una realtà rurale di una famiglia che aveva l'autoproduzione, perché vicino poi c'era stalla e fienile e pagliaio, oltre che la casa di abitazione. E quando i lunghi inverni vedevano cadere molta neve, si scendeva in cantina oppure si saliva in solaio e si metteva insieme il necessario per preparare un'ottima minestra, la zuppa, che era la base dell'alimentazione dei popoli di montagna, assieme alla polenta realizzata con differenti farine, che
noi troviamo nei documenti la parola polenta già prima dell'arrivo del mais, della coltivazione del mais, perché per noi il mais e le patate arrivano solo dalla seconda metà del Settecento, abbiamo documentazioni di questa coltivazione. Perciò c'erano già, si facevano già delle polente con la farina di avena, la farina di segale, la farina di frumento. Perciò la polenta, questo modo di cuocere le farine non è solo legato alla farina di mais. Da alcuni anni si è iniziato anche a seminare il mais a quote più alte, però, perché c'è un aumento di temperatura. E qui su questo aumento di temperatura vorrei aprire una parentesi per spiegare come questo aumento di temperatura sta avvenendo. Diciamo che più o meno questo sta avvenendo da circa la metà del 1800, però la percezione è iniziata ad esserci intorno agli anni 70-80 del secolo scorso, perché noi veniamo fuori da una petite ère glaciaire, una piccola età glaciale che inizia intorno alla metà del 1500, termina dopo 3 secoli, metà del 1800, e questa piccola età glaciale ha fatto sì che i ghiacciai avanzassero enormemente, lambissero villaggi che prima non erano assolutamente presi in considerazione, ed è scesa anche la quota di coltivazione del frumento e della segale. E questa petite heure glaciaire ci fa vivere adesso con questa idea che tutto sta cambiando velocemente, perché noi avevamo in mente questi ghiacciai che lambivano fino giù alle spalle di Courmayeur, adesso ce li abbiamo su molto in alto e siamo sempre un po' spaventati da tutto questo, però voglio ricordare che dai documenti noi sappiamo molto bene che durante l'età romana non faceva così freddo, per tutto c'è stato un raffreddamento di un secolo tra il VII e l'VIII secolo d.C. e poi c'è stato di nuovo un aumento di temperatura e il Medioevo ha visto la coltivazione degli olivi in valle fino a Saint-Pierre, perciò fino oltre Aosta. La collegiata di Saint-Gilles a Verres, qua vicino a me, ci sono ancora tracce lì attorno alla collegiata degli olivi del 1500, degli olivi secolari. Ne sono rimasti in vita pochissimi, mi pare 4 o 5, però abbiamo ancora questa documentazione sul territorio. Allora, queste temperature sono scese e con lo spessore delle coltre glaciali e avanzamento del fronte ghiacciale e la conseguenza, le quote della coltivazione dei cereali è scesa, ma eh, questo è dato da un periodo molto freddo. Oggi io ho visto che quest'anno sono salita 1300 metri a due e lì ho visto che stavano coltivando, c'era un piccolo campetto di mais e mi sembra che è un mais che avrebbe raggiunto sicuramente la possibilità di maturare bene, di poter essere raccolto e ridotto in farina. Poi nell'orto si coltivano anche le piante aromatiche e quelle officinali, perché l'orto non è solo ortaggi, piante officinali, aromatiche e fiori. E sempre in questa foto di Maison Bouille a Dentraux c'era una foto con tutte queste erbe appese nel solaio ed era interessante anche questo. Perciò poi queste piante venivano raccolte e legate a mazzetti e al momento giusto per la conservazione, vale a dire dall'estate, quando le piante sono a fioritura e sviluppano al massimo i loro principi attivi, vengono appese nel solaio dell'abitazione e lì si può poi farne uso, andarle a prendere, preparare tisane oppure utilizzarle in cucina. Sempre nel solaio si conservavano anche vari tipi di fagioli, perché non si seminava mai un solo tipo di fagiolo. Ogni fagiolo aveva un po' un modo diverso per essere cucinato, perciò c'erano sempre più tipi di fagioli.
poi si conservavano i piselli, le lenticchie e le fave che venivano tutti sgranati freschi, essiccati, poi messi in sacchetti di stoffa di canapa o di cotone e venivano questi sacchetti appesi per difenderli dai roditori. Invece, nella cantinetta di mezzo, quella piccola dove c'erano i ripiani, lì andiamo a trovare i grandi barattoli di vetro che vengono chiamati in patois les bourgmilles, che si conservano, in genere si conservavano in queste bourgmilles i fagiolini messi freschi in acqua e sale e poi riposti sui ripiani della cantinetta. E accanto a questi c'erano i contenitori in ceramica invetriata, quello del burro clarificato che era lo beurre colà, il burro per conservarlo, il burro dell'estate veniva cotto, poi messo in questi contenitori di ceramica e si utilizzava per tutto l'inverno fino alla primavera, quando le mucche, salendo di nuovo nel peggio, davano di nuovo dell'ottimo burro per produrre lo beurre colà. Poi c'erano anche, sempre in questi contenitori, c'erano le marmellate che venivano preparate in casa senza l'ausilio di zucchero e si conservavano anche queste né zucchero né miele, perché anche il miele era prezioso e perciò non si utilizzava per le marmellate, ma si usava della frutta molto molto matura e veniva cotta per più giorni. E questa è un po' una modalità per poter conservare poi queste marmellate. E poi c'era anche il contenitore in legno chiamato lodoi, che era per il lardo in salamoia. E non bisogna dimenticare, sempre in ceramica, che c'erano sempre questi contenitori dove venivano messi, perché la macellazione del maiale prevedeva poi la produzione di salumi, di salami di carne, di salami quelli chiamati di patate e sangue, e quelli venivano messi in piedi in questi contenitori, poi versato sopra tutta la parte del grasso del maiale che veniva sciolta a bagnomaria, poi versata sopra e si conservavano benissimo anche questi perché il maiale permetteva poi di avere proteine tutto l'anno, spalmate nell'alimentazione di tutto l'anno. Questa di conservare in questo modo è stata la modalità utilizzata da mia nonna materna, in parte anche da mia mamma, per conservare i buoni prodotti dell'orto e non solo, ma poi adesso siamo passati a dei nuovi paradigmi con l'introduzione del frigorifero e soprattutto del congelatore che ci permette di mettere tutto dentro e perciò tutta questa modalità e questi di conservazione praticamente non si utilizza quasi più. Come ho già accennato in precedenza, la coltivazione dell'orto era in passato riservata quasi esclusivamente alla donna con l'aiuto dei bambini. Essa cresceva i figli, si occupava degli anziani, degli animali e cucinava, perciò l'orto era compreso nelle sue tante attività. E si vede questo perché il tocco femminile permetteva di riservare sempre degli spazi ai fiori. In genere la prode che circondava l'orto era dedicata ai fiori ed era dedicata alle aromatiche. Ehm, allora, questa pode che circondava l'orto si arricchiva di colori e di profumi con le daglie, i gladioli, il cuor di Maria, gli astri e le zinnie, alternati alle piante aromatiche quali salvia, rosmarino, origano, santoreggia e sopo, timo vulgaris e timo sarpillo, dragoncello, e poi si coltivavano anche delle officinali, non solo le aromatiche, quali la melissa, la menta, la malva, la cataria, la calendula e il levistico. Il levistico è il sedano di montagna e non c'è orto, ancora oggi non c'è orto in montagna che non abbia la pianta del levistico, perché è tipico, è proprio è il sedano nostro che non soffre il freddo, che si mantiene, che non gela, ed è interessante perché è anche un officinale, perciò vengono anche utilizzati sia le foglie che le radici per curare.
E poi questi fiori venivano recisi e servivano per abbellire la casa, ma soprattutto l'edicola votiva, sempre ce n'erano tante lungo le strade, lungo i sentieri soprattutto, e poi per l'altare della cappella o della chiesa, e i fiori a gambo lungo erano sempre destinati all'altare della Madonna, sia che si raccogliessero spontanei, come la barba di capra, sia quelli coltivati, dovevano essere i fiori a gambo lungo. L'orto era uno spazio coltivo che andava oltre la mera produzione di verdure per la sussistenza del corpo fisico, ma anche un connubio con il cibo spirituale attraverso le piante che curano e i fiori. Prendersi cura del corpo fisico e dell'anima è qualcosa che proveniva dal forte legame che gli individui avevano con la tradizione e permetteva loro di percepire quest'unione con il tutto, quest'unione della terra con il cielo. Perciò c'era qualcosa che andava oltre proprio la semplice produzione, coltivazione, produzione e utilizzo. Eh, Andiamo a vedere cosa. Allora, sapere dissodare il terreno al momento giusto, sapere preparare, sapere come prepararlo per raccogliere i semi, la semina stessa, i trapianti delle nuove piantine, tutto era legato alle conoscenze astronomiche. Perciò c'era una grande, grandissima conoscenza dietro la coltivazione dell'orto. Vale a dire, alla luna, alle costellazioni che in patois si chiamano le pianette e ai santi del calendario liturgico. Mia nonna non ha mai detto un giorno del mese. Lei aveva tutti i santi, ogni mese era scandito dai suoi santi e a quei santi bisognava fare una determinata azione, che poteva essere quella di seminare il mais, che non si poteva seminare dopo la festa di San Giorgio, che è il 23 di aprile, perché poi sarebbe stato troppo tardi e non avrebbe potuto maturare per essere raccolto a fine ottobre. Per esempio, quando seminava le carote diceva, ah, le devo seminare a Sant'Anna perché vengono bene, le rape le seminava alla San Lorenzo. Perciò il suo calendario era scandito dai santi, non dal giorno. Il 10 di agosto a lei non diceva nulla, ma San Lorenzo diceva che doveva seminare le rape. Perciò era questo legame profondo, era anche una conoscenza profonda. Per conoscere le costellazioni aggiornate e i santi, a partire dal 1708, anche qui c'è una diapositiva interessante, i valigiani fecero ricorso al messager boiteux, chiamato da noi qua in valle lo Bernavevei. Era pubblicato a Vevey nella vicina Svizzera e poi 2 secoli dopo, a partire dal 1912, viene pubblicato un almanacco locale, Le Messager Valdôtain, che per noi valdostani è chiamato semplicemente l'Armanac. Nessuno dice lo Messager Valdôtain. Per noi si deve comprare l'Armanac, perché quello ci dà tutta una serie di informazioni su quello che è successo comune per comune, in più ci sono le costellazioni e i santi. Entrambi sono ancora pubblicati oggigiorno e hanno permesso a molte generazioni di seminare ortaggi con l'aiuto benefico degli astri. In questo momento però quello che sto sentendo è che è molto più seguito il calendario delle semine di Maria Thun, che è un calendario antroposofico. Le conoscenze astronomiche dei primi agricoltori furono legate al percorso del Sole e al calcolo dei solstizi e degli equinozi. E qui abbiamo l'allineamento di Menhir, abbiamo il dolme, abbiamo tutta una serie di prime forme per incominciare a calcolare le stagioni.
comunque gli equinozi e i solstizi. Mentre la Luna, col suo apparire e sparire dalla volta celeste per via delle fasi crescenti e decrescenti, generò più un legame con il seme e con il mondo sotterraneo ed un connubio con le divinità chtonie che portò alla nascita di antichi miti dove gli dei ebbero un ruolo molto importante nell'aiutare gli esseri umani a capire e a utilizzare al meglio questo mondo della natura e con la sua ricchezza, soprattutto utilizzare al meglio la ricchezza di questo mondo della natura. Nella tradizione popolare si trasmette una conoscenza fatta di elementi empirici, mm, dove un passato di miti e di riti pagani si mischiano a una religiosità e a una devozione cristiana che si è formata di generazione in generazione verso i benevoli protettori celesti del calendario liturgico che durante i secoli hanno scandito la vita degli uomini. I santi erano invocati per la siccità, come per la troppa pioggia, per ottenere un buon raccolto, per la salute delle piante e degli animali e degli esseri umani con le rogazioni, in patois le rogachons. Oggi come oggi, se io parlo di rogazioni, non c'è più nessuno che le conosce, non c'è più nessuno, nemmeno se parlo con i parroci, perché non si fanno praticamente più. Ma nei miei ricordi di bambina, di piccina, c'è ancora la memoria di quando ho partecipato alle erogazioni per le varie malattie della vigna legate a parassiti con mia nonna materna. C'era questa processione di preghiera che dopo che si stabiliva il giorno, si partiva da davanti alla chiesa parrocchiale di Buonora e durava l'intera giornata, con un prete munito di acqua benedetta e un ragazzino che portava la croce e dietro tutti coloro che possedevano un pezzo di vigna. Per ogni appezzamento il prete benediceva con l'acqua benedetta, mentre tutti pregavano con grande fede. A piedi e pregando senza sosta e senza chiacchierare, si benedicevano tutte le vigne di tutte le frazioni. Ma la cosa interessante è che ogni frazione davanti alla cappella del villaggio si faceva sempre una pausa dove gli abitanti del villaggio offrivano qualcosa da bere e da mangiare. Naturalmente non mancava l'acqua, non mancava il vino, non mancava la tisana e da mangiare il pane di segale, a volte era un pane di segale essiccato, lardo, salami, salsicce e formaggio. Questo era quanto si otteneva anche dalla macellazione del maiale, cioè quanto c'era sempre a disposizione. E tutto questo rendeva meno dura questa giornata di preghiera e c'era anche un momento per socializzare, per condividere e per chiacchierare. Perché durante il passaggio da una frazione all'altra io mi ricordo questa cosa proprio perché con mia nonna la cosa era interessante perché nessuno chiacchierava, nessuno si raccontava gli affari propri, ma era tutta una litania di preghiera. Con la dipartita delle persone anziane, queste conoscenze che si sono stratificate nella memoria orale nel corso dei secoli, e io a volte mi permetto di dire nel corso dei millenni, sono sempre meno e con l'apporto della scienza e delle nuove tecnologie in campo agricolo spariranno miseramente. Dal calendario liturgico, dove i santi sono il filo conduttore per le semini, i raccolti e il tempo atmosferico, passiamo brevemente alla storia del nostro calendario, perché è importante anche capire questo. Esso nacque perché c'era la necessità di calcolare il tempo, di scandirlo per seminare e raccogliere i frutti della terra. Già gli egizi misero appunto una scansione di 365 giorni per l'anno solare
Ma per noi fu Giulio Cesare nel 46 a.C. che riformò il calendario romuleo, dove si stabiliva la suddivisione dell'anno in 12 mesi di 30 e 31 giorni, ehm, con l'inserimento dell'anno bisestile ogni 4 anni. Difatti vennero raggiunti il mese di gennaio e di febbraio, perché il calendario precedente partiva da marzo, e difatti noi abbiamo ancora i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, settimo, ottavo, nono, decimo mese. Un'ulteriore riforma fu poi effettuata praticamente d'obbligo, ed è molto importante questa riforma perché il nostro è un calendario giuliano-gregoriano da Papa Gregorio XIII nel 1582, quando, chiamato a lui uno studioso, fece calcolare il necessario per coordinare l'anno solare a quello lunare per mezzo del calcolo dell'epatta, la quale permetteva di determinare il numero dei giorni che si aggiungevano all'anno lunare per avere l'anno solare e per calcolare la Pasqua. Ancora oggi si usa il calcolo delle Pasqua per trovare la data della Pasqua. E sempre nei miei ricordi di bambina, perché i bambini erano accettati nel senso che dovevano solo ascoltare e non parlare. E io mi ricordo che io seguivo mio nonno in tutto e ho memoria di quando mio nonno materno e altri anziani del villaggio si riunivano per calcolare il numero di epatta, perché serviva per coordinare le lunazioni, le lunazioni mensili proprio. E in patois si dice conté la patta. Il saggio del gruppo poi annotava il numero ottenuto su un piccolo quaderno con la copertina nera, e in tal modo con quel numero l'anno dopo si ricalcolava il tutto per avere il calendario lunare e le lunazioni utili per le semine. La scienza ufficiale è scettica riguardo all'influenza degli astri sulle culture, ma io dico che è bene non sottovalutare una saggezza popolare che attinge a una sapienza lontana nel tempo e nella storia dell'umanità. Poi mi sono posta la domanda: quale futuro per l'orticoltura familiare? Io penso che c'è e ci sarà sempre di più futuro per gli orti. Nelle piccole realtà di paese, in valle, tutti coltivano l'orto. Certo, in città alcuni orti, ma nei paesi praticamente tutti quanti abbiamo un nostro piccolo, grande angolino di orto. Ci sarà anche il bel giardino con i fiori, ma l'angolo orto c'è comunque. Mi garba anche accennare come molte giovani coppie che scelgono di tornare a vivere in ambienti rurali per poter produrre ortaggi e farine per il proprio consumo, e tra l'altro sono anche molto attenti questi giovani a un'alimentazione salutare e priva di sostanze chimiche per loro e per i loro figli, e hanno una nuova consapevolezza anche per quanto riguarda i semi contadini, che nel passato erano la norma, e anche sono molto attenti a coltivare senza l'uso di concimi chimici, e usano tecniche tipo la pacciamatura, che permette di controllare lo sviluppo di piante infestanti, ricomprendo il suolo con erba, paglia o fieno. Perciò penso che ci sarà, l'orto non sarà un qualcosa che sparirà, anche perché fino a prova contraria ci alimentiamo ancora con prodotti della natura. Non ci hanno ancora preparato la pilolina che fa tutto quanto, che ci alimenta e ci sfama. E in ultimo desidero fare un accenno all'orto collettivo e didattico di Sant'Orso di Aosta. Quest'orto è proprio, ho messo due foto di quest'orto, ed è proprio alle spalle della collegiata di Sant'Orso della città di Aosta. La collegiata di Sant'Orso si trova nel quartiere fuori le mura,
ed è attraversato dalla via che dall'Arco d'Augusto, la via Sant'Anselmo, che dall'Arco d'Augusto porta alla Porta Pretoria, e proprio in questo spazio dove sorgeva la necropoli romana, poi è nato questa prima basilica, le prime due basiliche paleocristiane fuori le mura, e svetta ancora il campanile romanico molto bello. Allora, quest'orto di Sant'Orso è nato nel 2018 ed è gestita dall'Associazione di Agricoltura Biologica e Biodinamica della Valle d'Aosta, con l'obiettivo di generare qualità di vita attraverso la rivalutazione del rapporto tra uomo e natura, per recuperare e valorizzare un pezzo di terreno a ridosso della città, per far relazionare generazioni ed etnie diverse all'interno di un ecosistema urbano-rurale. Sicuramente un futuro adattato ai cambiamenti in atto, dove come coltivare, e quando viene formulata la domanda sul motore di ricerca di Google, perché oggi quando c'è qualsiasi cosa che uno dice o chiede, dice ma sai fare questo, sai fare quello, mi si risponde. No, ma basta cercare, digitare la domanda su internet e Google risponde, e con dei tutorial, con delle cose che vengono spiegate anche chiaramente. E con la grande pazienza, io penso, non basta solo non bastano i tutorial, ma ci vuole anche la grande pazienza e la conoscenza che hanno gli anziani a trasmettere questi legami ancestrali con il territorio, e dove questo fascino del sapere trasmesso oralmente sfida, e io penso può sfidare, le nuove tecnologie. Grazie. La ringrazio, dottoressa, per questo racconto che ci ha fatto delle tradizioni valdostane, dove abbiamo scoperto anche dei legami con la distribuzione della casa, cioè le tre cantine che di solito, che io sappia, sono sempre una, o al più c'è una e la stalla, invece queste sono tre, e tutte dedicate agli ortaggi. E poi tutti questi legami fra le operazioni di orticoltura vera e propria e la cultura astronomica, la cultura religiosa, che si fondono insieme e che quindi costituiscono un legame molto forte e una tradizione. Ma la Pasqua non veniva, per esempio, decisa a livello nazionale, oppure era La Pasqua viene calcolata proprio con le patta, e viene ancora fatta così dalla Chiesa. Ah, ecco, Sì, che sì, questo questo. non E lo sapevo. difatti in una conferenza avevo parlato di Conte la Patta, che era una cosa che io ho sempre sentito in patois, e poi quando ho insegnato, io tutta questa parte la facevo a scuola, spiegavo, tutte queste cose per me erano importanti da trasmettere. E mi ricordo che sono andata a cercare, mi sono un po' documentata sulle patta, e non c'era nessuno che sapeva nulla e non trovavo testi. Però io mi ricordavo questo con te la patta, e poi alla fine ho chiesto a un sacerdote, e questo qui mi ha dato una mano, beh, dicendo sì, dai dei documenti della Chiesa ti posso aiutare. Qui molti anni fa, quando ancora non avevamo questo internet che poteva illuminarci sempre in tutto e per tutto. Ed è interessante come i nostri anziani, come queste persone che non avevano sicuramente titoli di studio, non avevano diplomi, non avevano lauree, avevano una conoscenza della coltivazione che noi oggi sì, sì, possiamo anche seguire un tutorial, ma non basta, perché sapere quando seminare, osservare il terreno, dissodarlo, prepararlo, mettere il seme a dimora, quanto fare il solco profondo per mettere il seme, se non si impara fin da bambini, saper togliere le erbe che non sono utili quando si è seminata una prode, è un qualcosa che se non impari fin da bambino,
è difficilissimo da acquisire quando sei adulto, perché proprio i bambini erano sempre con la mamma e perciò conoscevano tutto, sapevano tutti i nomi. Naturalmente quando ero piccola io i nomi non li sapevo in italiano, in latino, li sapevo in patois, di ogni erba. Andavo per i prati con mia nonna, ogni erba aveva un nome, non c'era dell'erba verde nel prato. Nel prato ogni pianta veniva riconosciuta, aveva un nome. E questa cosa è un qualcosa che a me lascia sempre incredibilmente come qualcosa, come una fonte di ricchezza, è un qualcosa che acquisisci e poi tu ce l'hai. Io tengo anche dei corsi per insegnare di nuovo ad avvicinare le persone a conoscere il patrimonio botanico che abbiamo, non solo quello botanico ufficiale e di grande ricchezza, ma proprio quello botanico che noi possiamo utilizzare anche in cucina, in primavera, dove non c'è ancora l'orto, però non c'è più nulla di conservato nella cantina più asciutta, però non c'è nessuno più che ha queste conoscenze. Le stiamo perdendo a una velocità incredibile. E io con molta pazienza tutti gli anni in primavera organizzo dei corsi e faccio questo lavoro di leggere il territorio, di conoscere di nuovo il territorio, di sentire il territorio con la sua meravigliosa energia, perché poi questo territorio per me è un'alchimia vera e propria ed è un dono che noi abbiamo ed è un dono che non possiamo sprecare e abbandonare così alle nuove tecnologie. E poi le nuove tecnologie ci possono aiutare, ma come mi è successo oggi, il mio computer, un Mac quasi nuovo, mi ha abbandonata. E come vede io sono molto legata alla tradizione. Oh, mamma mia. C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda per caso? Venga. Perché non si sente. Pasqua è fissata convenzionalmente la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera. Ha sentito, dottoressa? Sì, diciamo la fissazione della data della Pasqua, la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera. Sì, Sì, perché si calcola la lunazione. eh Col sì, la numero lunazione. 2 si calcola la lunazione, con la lunazione si È trova la chiaro, data. è una scelta convenzionale perché la data storica credo che dovrebbe essere intorno al 6 aprile, proprio la data storica dell'esecuzione del Cristo, però diciamo è stata fissata convenzionalmente in quel modo. Sì, e questo è Papa Gregorio XIII che ha fatto questo. E ho toccato tanti argomenti, perciò non è facile. Va bene, allora grazie ancora dottoressa. Attenta che sei davanti alla... con questo suo incontro concludiamo questa serie di paesaggi identitari. Ringraziamo ancora l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere per l'ospitalità fantastica che ci ha dato. Noi stiamo già ragionando su un prossimo ciclo per il prossimo anno, vediamo come potremo andare avanti. Quindi saluto tutti e vi informo che tutte le conferenze del ciclo saranno su YouTube dell'Accademia. 3 ci sono già e la quarta, cioè questa, all'inizio della prossima settimana circa, quando risolveremo il problema, sarà anche questa e quindi potrà essere ascoltata più volte perché tutte hanno talmente tante informazioni date che non basta un ascolto di una sola volta, ma volendo imparare veramente serve più di una volta ascoltarle. Bene, buonasera a tutti e Buonasera. arrivederci.